Nella migliore tradizione delle trasmissioni agricolo-ambientali, anche noi a cavallo. Oggi parleremo di cavalli, siamo qua col presidente di Natura Cavallo Italo D'Inca, ma parleremo anche di agriturismo e parleremo di cose molto belle che si stanno svolgendo. Una trasmissione molto particolare di Verde a Nord-Est. Sigla! Con Italo D'Inca, che è, come vi ho detto, il presidente dell'associazione Natura a Cavallo. Adesso vediamo di fare marciare questo cavallo, per il quale, eccoci qua, noi scendiamo fra poco perché dobbiamo parlare di questioni molto interessanti. Vediamo un po'. Ok, allora vi dicevo che siamo nel Bellunese e, per la precisione, dove siamo, Italo D'Inca? Siamo a Tisoi di Belluno e praticamente nella periferia della città. Ecco, allora chiamiamo i nostri amici perché noi adesso scenderemo da cavallo. Vediamo di fermarci un secondo. Il presidente ci dà anche una mano. Allora, come vi dicevo, oggi parliamo di cavalli. Perché? Perché si sta tenendo qui a Feltre, vediamo di riuscire a scendere senza ucciderci. Ecco qua, grazie mille. Allora, dicevo, si sta tenendo a Feltre un interessante convegno che poi seguiremo sull'agriturismo. Noi non eravamo vestiti da cavallo, vero Presidente? No. Ma abbiamo voluto comunque farti assaporare anche questa sensazione, non lo so. No, è molto bello andare a cavallo, soprattutto con i cavalli che vanno piano, quando uno, eccetera. Invece bisogna essere degli esperti cavallerizi per andare a cavallo. Ma più che altro bisogna fare attenzione, come in tutti gli sport, anche questo, anche il tempo libero, ma va fatto con tutte le caratteristiche, con tutte le attenzioni. Chiamiamo i nostri amici che sono poi i titolari, i padroni dei cavalli. Cavalli. Sì, sono i titolari, i proprietari dei loro cavalli, sono amici di Natura Cavallo. Natura Cavallo è un'associazione a livello nazionale, un'associazione che per scopi sono quelli di divulgare cultura, gastronomia, sport e tempo libero nel contesto con l'amico cavallo, che è il filo conduttore di tutto ciò, insomma. E anche per motivi terapeutici. E anche per motivi terapeutici, non a caso nella prossima settimana, nei prossimi giorni, in Fiera Cavalli dal 14 al 17, Natura Cavallo a Verona. A Verona naturalmente, la grande kermesse, noi ci saremo e dedicheremo 4 giorni della fiera per la raccolta fondi per i portatori di handicap in questo senso. Allora, vediamo un po' di parlare, innanzitutto così facciamo un po' di promozione a coloro che vogliono andare a cavallo. Ecco, che cosa ci vuole per andare a cavallo? Beh, intanto per andare a cavallo bisogna fare dei corsi e quindi prepararsi per non incorrere in alcuni rischi, che è molto importante, come in tutti gli altri sport. Ma che cosa vuol dire andare a cavallo? Andare a cavallo, intanto, parlando sempre su quello che noi abbiamo realizzato il trekking delle Prealpi Dolomiti Venete, un trekking in cui l'agriturismo, anche l'agriturismo di Menin, l'agriturismo De Bertoldi e altri sono inclusi in questo circuito. È un trekking di 250 km interamente tabellato con 10 punti sosta. Nel Veneto? Sì, questo nel Veneto e soprattutto nelle Prealpi bellunesi e nelle Prealpi trevigiane. E stiamo lavorando anche per un ulteriore trekking nelle Prealpi veronesi, oltre che a un trekking cima Grappa con i colli asolani.
e stiamo cercando appunto di portare all'interno del turismo, dell'agriturismo, anche questa realtà, perché secondo me è una realtà che può inserirsi sicuramente nel 5B, nei finanziamenti europei, con i progetti filiera. Allora, costa tanto andare a cavallo? Ma direi che come i ragazzi qua, gli amici che abbiamo qua con noi, che il loro cavallo lo tengono a casa loro, il cavallo praticamente è come un pacchetto di sigarette, insomma. Questo è certo che la manodopera la fanno loro, le pulizie, lo stallaggio eccetera viene fatto da loro, ma il costo è sicuramente un pacchetto di sigarette. Ecco, io voglio sapere qual è il nome anzitutto. Cielo Tranquillo. Mestiere? Muratore. Muratore. E quindi non è vero che è costosa, allora, perché il muratore guadagna bene, però voglio dire, non è che ecco, non è una cosa da ricchi, come si dice. È una grossa la passione è grande la passione per i cavalli. Sì, la passione è tanta. Io me lo tengo in proprietà mia e lo condisco tutto io e mi arrangio in pratica sul lavoro con lui qua. Un'altra domanda, perché mi interessa, il cavallo allora aiuta però gli esseri umani? Sì, molto. Molto, eh? Sì. Ho osservato l'esaurimento come vedi. Allora, complimenti, abbiamo fatto queste due, il nome? Daria. Dario. Allora, abbiamo fatto questi due piccoli inserti per far capire quanto il cavallo può essere utile e come può essere semplice. Noi ringraziamo Italo D'Inca che comunque ci sarà con noi tutta la giornata. Volevo chiedere un'altra cosa, Natura Cavallo è a livello nazionale, ci sono tutte le regioni rappresentate più o meno? Non proprio tutte, noi stiamo operando in maniera consistente. Nel Triveneto? Nel Triveneto siamo presenti dappertutto, siamo presenti fortemente in Toscana con un progetto anche là molto interessante che va da costa a costa. Se uno si vuole mettere in comunicazione con Natura Cavallo cosa deve fare? Beh, ci sono dei numeri, abbiamo un giornale, ci sono dei numeri di telefono all'interno di questo giornale. Numero lo diciamo? Lo diciamo? Sì, sì. Allora 0437 55 4673 che è il numero della segreteria di Natura Cavallo. Bene, allora ci fermiamo qui, grazie a Italo D'Inca e alla missione continua linea a Placido Manoli. Generale della sede di Padova della Conf Cooperative Veneto, la confederazione maggioritaria nel movimento cooperativo di questa regione. Possiamo dirla una delle aziende più importanti del Veneto, se facciamo alcuni numeri, circa 2.500 cooperative, 250.000 soci, un fatturato complessivo di 12.000 miliardi. Una riunione importante perché? Non soltanto perché dietro ci sono queste cifre, ma soprattutto perché ci sono dei programmi di attività futuri. Oggi si parla del programma di attività e con noi, per averne i particolari, abbiamo la Presidente Olga Pegoraro, alla quale chiediamo su che cosa vi volete. Prima di tutto sulla formazione, sulla sensibilizzazione ulteriore dei nostri soci, su di un progetto comune che riaffermi la cooperazione come momento essenziale e dinamico del Veneto. Questo come impostazione, perché non soltanto questa organizzazione è di natura economica, ma anche sociale, c'è un forte solidarismo. Concretamente nei progetti, quali settori volete privilegiare? Di sicuro la cooperazione tratta il sociale perché in prima persona mette l'uomo, quindi il singolo individuo, quindi facciamo sociale dappertutto. I settori che privilegiamo e non solo privilegiamo e non è l'agricoltura ma anche la comparto non agricolo, tra cui la produzione e il lavoro, la casa e il sociale come settore non profit. Grazie alla cooperazione veneta anche. Ringraziamo anche la Presidente Olga Pegoraro, auguri per questo quadriennio denso di obiettivi e confidiamo di risultati come nelle vostre attese. Approfittiamo dell'occasione anche per fare qualche dettaglio su alcuni settori significativi dell'attività. Abbiamo con noi due amici, abbiamo il signor Pegoraro Melato Antonio, che è responsabile della Federagricola, cioè l'organismo interno che raggruppa il maggior numero di cooperative, quelle del settore primario. Poi abbiamo anche il dottor Maurizio Frassin, che è del settore della solidarietà sociale, quindi la Feder Solidarietà. Ecco, dottor Melato, come andiamo con questa cooperazione agricola? Che traguardi vi ponete? Ci sono dei problemi o forse anche c'è un impegno maggiore da parte vostra per risolverli? Innanzitutto bisogna ricordare che la cooperazione agricola è presente e operante su tutto il territorio veneto, per cui oltre al compito di tutelare gli interessi delle aziende associate, abbiamo anche il dovere di progettare il futuro da qui al 2000 organizzando l'azienda cooperativa proprio al raggiungimento di questo obiettivo. Credo che associazionismo, interprofessione,
credito agrario, formazione e preparazione di giovani per i futuri quadri dirigenti siano i punti essenziali su cui noi puntiamo per dare certezza e sicurezza ai nostri produttori che chiaramente sono il tutto e quanto serve per stare con una presenza pregnante sul territorio veneto. Ecco, abbiamo detto cooperazione che non è soltanto economica ma anche solidale. E quindi passiamo a Maurizio Frassin che ha le dipendenze, ha la responsabilità e il coordinamento di 142 unità cooperative attive nel sociale. Per fare che cosa in particolare, dottor Frassin? Le nostre cooperative intervengono nei servizi sociali, nei servizi alla persona e intervengono poi anche con attività commerciali produttive finalizzate all'inserimento al lavoro delle fasce svantaggiate dei lavoratori nel Veneto. Progetti ulteriori, vi state collegando meglio per poter estendere questo vostro terzo settore? Sì, lei ha detto bene terzo settore, nel senso che l'impostazione delle cooperative di solidarietà sociale necessita di un collegamento molto stretto con il tessuto della vita sociale del territorio regionale veneto, quindi con il volontariato, con l'associazionismo organizzato, e questo sarà uno dei primi punti su cui lavorare. Le nostre imprese di base poi dovranno essere collegate tra di loro e a loro per loro stiamo pensando degli strumenti che possano servire a migliorare e innalzare la qualità di intervento di queste cooperative. Bene, grazie anche dottor Frassin per questo aspetto della cooperazione molto interessante, molto meritorio. E abbiamo visto che questo Consiglio Generale che si è tenuto oggi a Padova ha affrontato il programma del rilancio della cooperazione veneta di qui al 2000, una serie di settori vitali, agricoltura, pesca, casa, servizi, lavoro, trasporti, e poi abbiamo visto anche solidarietà sociale per concludere. E concludiamo questo servizio qui da Padova. Benvenuti all'appuntamento con le previsioni del tempo a cura del CSIM di Teolo. Finora novembre è stato particolarmente avaro di precipitazioni. Nel corso della settimana avremo invece un sostanziale cambiamento del tempo con tanta pioggia. Vediamo comunque assieme in dettaglio le previsioni. Domenica, inizialmente in prevalenza poco nuvoloso, salvo annuvolamenti stratificati in pianura. Dal pomeriggio o serata graduale aumento della nuvolosità. Nebbie o foschie dense nelle ore più fredde. Temperatura minima in lieve aumento, pressoché stazionaria alla massima, salvo locali diminuzioni. Lunedì nuvoloso, tendente a molto nuvoloso, con probabili precipitazioni sparse a partire dal pomeriggio serata e dalle zone occidentali. Nevicate oltre 1500 metri. Nebbie o foschie, specie nelle ore più fredde. Temperatura minima in aumento, massima in diminuzione. Martedì tempo perturbato con precipitazioni diffuse più abbondanti sulle zone montane e pedemontane. In diminuzione l'escursione termica. Anche per mercoledì ci attende una brutta giornata con piogge e nevicate alle quote medio-alte. Per quanto riguarda la seconda parte della settimana, in mancanza di previsioni attendibili, una breve constatazione. Nella seconda decade di novembre prosegue la diminuzione della temperatura soprattutto nei valori massimi. Ciò significa che il cielo è generalmente nuvoloso. È tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Risparmia tempo. Informati sul tempo. Grazie al CSIM, nel frattempo noi siamo scesi da cavallo, come avete visto, ma continuiamo il nostro viaggio qui nel Bellunese per parlare di fatto di agriturismo. Da adesso in poi parleremo di agriturismo e parliamo di agriturismo però da un'attività di tipo economico quasi industriale, perché questa è una fungaia peraltro famosa, quella dell'azienda agricola Menin. Qui c'è Marco Nadai che è il titolare insieme al papà e alla mamma. Parliamo di funghi, allora parliamo di champignon. Esatto, è una produzione, diciamo così. Signora, ci scusi, ma noi la disturbiamo mentre raccolge. In fase di raccolta.
Ci troviamo appunto stiamo adesso raccogliendo una seconda volata, una fioritura, ecco, cella, e come vedete siamo in fine della prima e inizio della seconda. È un prodotto destinato al mercato del fresco, dove riforniamo principalmente le linee dei supermercati e in secondo luogo i mercati, Treviso, le grosse città. Ecco, questi sono funghi biologici. Sì. Perché? Addirittura già mi fa un po' specie parlare di fungo biologico, perché non posso pensare a un fungo non biologico. Non proprio biologico. I supermercati esigono un prodotto che sia nel limite delle quantità di trattamenti. Noi in questa il fungo al limite dei trattamenti necessari per poter avere la convenienza di produrlo. Quindi siamo costretti a dover avere certe misure di sicurezza per quanto riguarda gli ambienti, che quando si fa il carico siano perfettamente sterili, che non ci siano, diciamo così, che possono essere infettate, e cerchiamo di avere degli ambienti più possibilmente sani per ovviare di fare trattamenti e per avere un prodotto che può essere poi ritirato dalla linea dei supermercati, come è richiesto anche da loro stessi. E la bontà? La bontà, diciamo così, la bontà del fungo bene o male rimane quella. La cosa principale è che non facendo o facendo il limite dei trattamenti concessi si ha un prodotto estremamente naturale, privo di qualsiasi traccia di sostanza chimica e perfettamente compatibile. Ecco. Questo discorso però mi preoccupa anche perché se questo è un fungo coltivato, chiamiamolo naturale, probabilmente forse in circolazione ci sono anche dei funghi coltivati, diciamo un po'. Siccome il fungo assume molto ciò che noi gli diamo, a differenza di altri prodotti. Certamente, bisogna precisare, entrare su certe linee di commercializzazione, abbiamo dovuto far fare dei test, dei controlli per avere sia l'approvazione dei mercati sia l'approvazione dei supermercati, che è un cliente molto difficile, che però diciamo vuole il prodotto che sia come deve essere. Abbiamo fatto test e siamo riusciti, mantenendo diciamo controlli e un certo tipo di ambiente, a raggiungere la qualità, la bellezza del fungo, mantenendo anche quei valori molto della natura, dei prodotti chimici molto bassi, tanto più che quei trattamenti che sono in genere di pulizia vengono fatti o a cella vuota, quindi completamente senza prodotto interno, o quando il fungo diciamo non è presente in ambiente, di conseguenza non vengono fatti trattamenti. Grazie, sono funghi anche abbastanza belli, li vedete, sono assolutamente belli. Noi allora usciamo, andiamo a vedere intanto cosa c'è fuori dalla fungaia e nel frattempo passiamo la linea allora a Placido Manoli, poi noi ci ritroveremo. Ci troviamo nello spaccio della SVAS, una cooperativa di produttori della provincia di Padova, nel rifornimento di questa struttura con prodotti di qualità. È un'iniziativa a cui è collegata anche tecnico agrario Duca degli Abruzzi. Con noi c'è il preside, il professor Spolaore. Preside, come mai vi siete messi in questa iniziativa? Con che spirito e con quale finalità ed obiettivo? La scuola, il laboratorio più importante della scuola è la fattoria, è l'azienda agricola. Quindi noi abbiamo la necessità, abbiamo ritenuto opportuno di avvalersi delle leggi che consentono al produttore di vendere direttamente la propria produzione, quindi noi siamo soci di una cooperativa. Da notare che gli altri soci, che sono allevatori, sono ex allievi o i genitori dei nostri allievi, quindi è la scuola collegata con il territorio. Direttamente con la produzione. E quindi controllo della produzione, quindi qui lei trova i prodotti freschi di stagione di altissima qualità, perché veramente sono anche visti il prodotto dal campo al negozio. Senta, lei che l'istituto ha organizzato, no? Fattoria in città, ecco, che cosa è che propone? Beh, guardi, la fattoria in città vuol dire dare la possibilità al cittadino di conoscere l'agricoltura, i portanti dell'agricoltura, l'allevamento, la cantina, la floricoltura e così via, però non più limitata alla prima fase di produzione,
ma estesa alla commercializzazione. E quindi praticamente il ciclo chiude dal produttore al consumatore. Lo slogan vale per carne, per tutti i prodotti lattiero-caseari, per gli ortaggi come lei ha visto, e con alcune industrie ha alterato, tipo il miele. Il miele è un prodotto che lei, cioè qui trova il miele del Parco Colli, ma quello che effettivamente è prodotto dai nostri apicoltori, insomma. Ecco professore, per quanto riguarda invece anche, mi pare, un'iniziativa che voi avete, no? Attraverso il collegamento con l'associazione Sorella Natura, pensate anche a raccogliere dei fondi che possono servire a realizzare qui un museo della civiltà contadina? Sì, oggi abbiamo inaugurato la parte storica dell'istituto, che naturalmente estenderemo a tutte, naturalmente non solo degli istituti agrari, ma degli istituti universitari e sperimentali. Volete fare anche una casa dell'ambientalismo? Beh, è chiaro, una casa aperta come Sorella Natura anche alle altre associazioni, quindi non è un'associazione nuova, o meglio, è nuova in quanto sviluppa i valori etici e morali. La città risponde a questo messaggio? Ma io credo che la presenza di moltissime persone, ex allievi, 300-400, che hanno vissuto qui oltre 50 anni, che sono ritornati applaudendo all'iniziativa, io credo che domani e nei prossimi giorni avremo migliaia di visitatori. È una grande occasione. Queste iniziative esistono a Parigi, a Londra e evidentemente Padova non poteva essere seconda. Sì, no, e prima anche in Italia, insomma, oltre. Prima in Italia, direi, seconda la Francia. Direi proprio di sì. Sì. A proposito di iniziative convegnistiche e culturali, c'è stata anche la presentazione di un libro interessante. Con noi abbiamo il presentatore, il professor Francesco De Vivo dell'Università di Padova. Di cosa si è trattato? Mi pare comunque un discorso collegato anche all'istituto. Senza dubbio è un libro che ha una sua sostanziosa corpulenza. Ecco, questo è il titolo: Cultura veneta dalla tradizione alla sperimentazione attraverso le scuole e le istituzioni agrarie padovane. L'ha curato il professor Zanetti e pensino che hanno collaborato alla stesura del volume 14-15 collaboratori provenienti dall'ambiente universitario, dall'ambiente scolastico, e anche ci sono dei tecnici, degli esperti. Un ruolo speciale l'ha avuto anche questo istituto? Senza dubbio direi che l'istituto e prima anche la scuola professionale, prima ancora l'istituto professionale, hanno avuto una posizione di rilievo nella storia e anche nella storia che è qui narrata. Grazie professore. Due parole allora su questo istituto, i suoi progetti e il suo futuro. Proprio due parole perché siamo in chiusura, professore. Beh, è un istituto che strutturato così vale per il 2000. Cioè queste iniziative nascono oggi ma sono destinate a durare come minimo un secolo. Insomma. È la scuola che si trasforma verso il 2000. Bene, allora con questo auspicio e con questo augurio del professor Spolaore e dell'istituto che egli rappresenta, chiudiamo il collegamento e restituisco la linea a Mimmo Vita. Grazie Placido, noi siamo ancora all'azienda Menin, lì ci sono i cavalli prima, ora noi andiamo a vedere l'agriturismo Menin, siamo sempre con Marco Nadai e con Dinca, nostro amico. Allora, facci la storia. L'agriturismo Menin 5 anni fa, per passione soprattutto di mia madre per la cucina, avendo la possibilità con un'azienda agricola del genere di poter proporre il nostro prodotto in maniera diversa, più diretta al cliente, abbiamo ricreato una zona, diciamo così, un po' in disuso della nostra azienda. Abbiamo creato questo locale tipico nel quale proponiamo il nostro prodotto lavorato nella nostra maniera su un ambiente, speriamo, accogliente per il cliente. Mi pare, adesso l'ambiente lo vediamo, ma da qui ci sembra che sia sicuramente fatto con molto gusto. Parliamo anche un po' di agriturismo. Allora, la legge sull'agriturismo dice che gli agriturismi devono proporre almeno il 30% dei propri prodotti, eccetera. Ecco, quali sono i prodotti propri che voi offrite, vostri? Beh, prodotti propri. Allora, innanzitutto il fungo. Nel nostro menù, anche se è un menù che varia spesso, troviamo
i funghi quasi dappertutto. Ovviamente in qualche portata, a chi non piacciono i funghi si cerca di fare qualche portata esente, ma cerchiamo di abbinarli come di per sé, come contorno, come primi. Altrimenti, oltre ai funghi, abbiamo adibito una serra nella quale alleviamo personalmente... Scusa, faccio il design di turno, venga signora e la signora Menin, la mamma, la cuoca, la titolare, adesso finiamo il discorso. Sì, in questa serra praticamente adibita ad allevamento, facciamo conigli, faraone, polli, tutto quello che è la carne che poi andiamo a servire per l'agriturismo. Di conseguenza noi, per quanto riguarda la legge, rientriamo, a parte qualche prodotto che può essere il vino che voi non potete produrre, e andiamo comunque a rifornirci da aziende agricole che tra l'altro che producono vino nella zona della bassa. Il resto avendo anche la fortuna, appunto, oltre che la carne, di avere un prodotto che è abbinabile quasi dappertutto, o se non dire anche dappertutto volendo. Ecco, allora, scusami, con la signora Menin, signora venga qui, noi l'abbiamo presa mentre lei sta cucinando, sta preparando, ma mi volevo mettere dietro in fianco a questo bel ventaglio, no, ma noi sa che non la... Volevo chiederle, anche perché così concludiamo con questa notazione, attività culinaria, di cuoco, di cuoca e cultura. Voglio dire, quando si fanno queste cose le si fa per amore, ma anche per amore, penso, di una tradizione. Certamente. Noi evidentemente cerchiamo anche di seguire proprio questo discorso e di abbinarlo, perché vediamo che le persone poi gradiscono questo tipo di connubio. Che lei prepara e che prepara con più amore, a cui è più affezionata? Ma le dirò che uno singolarmente non c'è, ne abbiamo abbastanza. Il mio piatto preferito, quale potrebbe essere? Ne abbiamo tanti perché li facciamo con, cerchiamo di proporli in modo che le persone... Me ne dica 2 o 3. Allora, fra i primi, usando naturalmente sempre i funghi, abbiamo una pappardella con coniglio e funghi che è un ottimo piatto. Abbiamo naturalmente dei secondi con le nostre carni che sono la faraona proposta, noi la chiamiamo una faraona vellutata ed è una faraona intingolata sempre con champignon, un ottimo piatto da mangiarsi con la polenta. Abbiamo il coniglio naturalmente che lo facciamo sia disossato al forno, lo facciamo intingolato con la polenta tradizionale alla bellunese, con la salsa. Dopo ci viene la fame. Allora, grazie signora Menin, noi facciamo i complimenti a questa attività, ripeto, è un'attività tra cultura, tradizione e poi voglio dire anche un po' di sana soddisfazione dei nostri stomaci. Ci fermiamo. E vorrei dire anche un po' di nostra fantasia, perché evidentemente sì, la tradizione, però dobbiamo usare un attimo anche capire i gusti di oggi, perché evidentemente le persone vediamo che prediligono, diciamo, sì, i piatti di un tempo, però magari sono un po' rifatti, con un po' di fantasia. Di chi li fa, linea al XIM per le notizie agrometeorologiche. Meteorologia, a cura del Centro Sperimentale per l'Idrologia e la Meteorologia della Regione Veneto. L'andamento meteorologico che abbiamo avuto in quest'ultima settimana è stato caratterizzato da tempo generalmente buono, salvo il passaggio di una debole perturbazione tra la serata di martedì e la mattinata di mercoledì scorso. Il fenomeno più rilevante è stato comunque il persistere di nebbie e foschie dense nelle zone di pianura. Commentando il mese di ottobre, ormai concluso, si può notare che le precipitazioni risultano molto abbondanti. Dal grafico riferito alla stazione di Breda di Piave si può notare come la pioggia caduta nella prima e nella seconda decade di ottobre risulti molto superiore alla media degli ultimi 30 anni.
Il miglioramento delle condizioni del tempo che abbiamo avuto dalla terza decade del mese di ottobre ha consentito di procedere alle raccolte di mais e soia, che si sono ormai concluse in tutta la nostra regione. Per quanto riguarda i cereali autunno-vernini, le prime indicazioni sulle semine mostrano una tendenza alla riduzione delle superfici investite. A questo proposito si ricorda che è ancora possibile effettuare delle semine, eventualmente incrementando la quantità di seme ad ettaro, al fine di compensare il minor accestimento del frumento in semina ritardata. Approfittando delle condizioni meteorologiche favorevoli, è poi opportuno curare la pulizia delle scoline, in modo da limitare i problemi di ristagno durante il periodo invernale. Si ricorda che nei frutteti la fase di caduta foglie di questo periodo è un momento delicato per la difesa fitosanitaria, dato che molti patogeni penetrano attraverso le ferite provocate dal distacco del peduncolo fogliare. I tecnici per l'Osservatorio delle malattie delle piante di Verona consigliano alcuni trattamenti che permetteranno il miglior controllo di alcune malattie durante la stagione vegetativa. E con questo abbiamo concluso. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. I collinari quest'oggi sono molto belli, come vedete c'è il sole. Questo significa che la stagione brutta è finita, che il tempo va sul bello? Non lo sappiamo, ma forse oggi capiremo qualcosa più di meteorologia, perché questa è la sede del CSIM. Ormai da 2 anni vi facciamo vedere le previsioni del tempo ad opera del Centro Sperimentale di Idrologia e Meteorologia della Regione Veneto. Allora, per questa prima puntata del 1997, anzi auguri per l'anno buono, per l'anno prossimo, speriamo per quest'anno, speriamo che sia un anno buono. Allora gli auguri ve li facciamo da Teolo, dalla sede del CSIM. Vedete, qui abbiamo gli amici meteorologi che conoscete. E c'è anche Placido Manoli che oggi è qui con noi, finalmente lavoriamo insieme e vi faremo vedere questa bella struttura. Allora, sigla per una trasmissione veramente così, che guarda il futuro. Detto prima, veramente prima non l'abbiamo detto, un po' di vento comunque quest'oggi qui a Teolo, in provincia di Padova, sui Colli Euganei. Abbiamo detto una trasmissione dalla meteorologia della Regione Veneto. Qui abbiamo 2 colonne del CSIM, il dottor CSIM passa davanti e poi lo conoscete, Paolo Parati, che è un agrometeorologo del CSIM, al quale in un secondo chiediamo: ma cos'è il CSIM? Il CSIM gestisce un sistema di monitoraggio destinato al controllo e alla previsione dei fenomeni agro-meteo-ambientali nella Regione Veneto. Ecco, questa bella definizione un po' difficile, ve la spiegheremo durante tutta la trasmissione. Come vedete qui non abbiamo presentato il direttore del CSIM, che è il dottor Massimo Crespi, perché oggi non era disponibile. Qua si muovono molto i dirigenti e i funzionari del CSIM. Allora noi però l'abbiamo intervistato, anche perché è un personaggio. L'ha intervistato Placido Manoli, è una intervista registrata che mandiamo in onda subito, e poi ritorneremo qui e entriamo e visiteremo questo bel centro. Intanto noi andiamo dentro. Linea allo studio. Ecco, allora vediamo con il direttore del Dipartimento regionale per l'agrometeorologia, che è anche direttore del CSIM, una sigla molto nota, Centro Sperimentale per l'Idrologia e la Meteorologia della Regione Veneto, come è organizzato questo centro e quella che sa anche poi una certa evoluzione, no? Secondo le esigenze dei tempi. Intanto, fondamentalmente, cos'è il CSIM? Il CSIM è una struttura tecnica piuttosto avanzata, se mi consentono,
collegata all'inizio con i problemi dell'agricoltura e delle foreste, col tempo via via si è evoluta verso le tematiche ambientali a supporto di coloro i quali devono assumere decisioni nei contesti della protezione civile, dell'ambiente, del territorio e soprattutto della riduzione dell'inquinamento di origine agricola. Parlo quindi del pubblico cosiddetto istituzionale, le province, le comuni, gli enti e della gente, soprattutto dei 200 aziende agricole del Veneto. Ecco, questo per l'aspetto agricolo. Siete nati prevalentemente come servizio, però una certa evoluzione anche per un contesto più generale di carattere ambientale. Ecco, diciamo che è un centro tecnologicamente avanzato e che è collegato attraverso dei sistemi di interrete anche a livello europeo con delle attrezzature d'avanguardia. Ecco, che cosa in particolare vi consentono di fare? Sì, gli strumenti che abbiamo si compongono sostanzialmente delle stazioni di monitoraggio che tutti conosciamo, pluviometri, eccetera, strumenti che misurano la qualità dell'aria, dell'acqua e come diciamo strumento particolare abbiamo il radar meteorologico, cioè un'attrezzatura, un hardware che ci consente di fare una previsione quantitativa, cioè non solo di dire pioverà, non pioverà, sarà nuvoloso, ci sarà il sole o meno, quanto di dire pioverà a Cittadella ragionevolmente fra i 30 e i 40 mm. Ecco che quindi dietro a questa conoscenza del fenomeno, chi deve gestire i canali di bonifica, chi deve gestire le reti urbane, chi deve gestire il traffico di una città, può assumere delle decisioni per tempo, come ad esempio la previsione di una nevicata su un centro urbano che magari non è adeguatamente attrezzato. Ecco, possiamo parlare anche dell'aspetto della rete relativa alla difesa dal punto di vista idrologico. Ecco, mi pare che è articolata nel territorio e questa si avvicina più ai compiti che andrete ad assumere in particolare in un prossimo avvenire con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Il cinologia e la meteorologia, quindi ha diciamo un'anima originale che tocca anche l'idrologia, perché tradizionalmente siamo sempre stati vicini a questo mondo. D'altronde l'acqua arriva dal cielo, poi ad un certo punto arriva in terra, nei canali, e qualcuno deve osservarla. In Italia ci sono molte competenze sulle acque dei fiumi e dei canali, quindi noi abbiamo cercato di non essere una competenza in più, ma di tenere in piedi quelle cose che ritenevamo particolarmente utili, come per esempio la conoscenza, il monitoraggio di corsi d'acqua montani, che fra le 1000 competenze che ci sono un po' sfuggono, e quindi mentre c'è molta gente che analizza i problemi o le piene del Po, dell'Adige, del Piave, ci sono meno persone interessate ai problemi del problema nel nostro territorio, connotato da torrenti alpini di piccola superficie. Senta, allora passiamo adesso all'attualità. Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi regionali, questi centri di servizio, anche di carattere non strettamente legato ad alcuni settori ma intersettore, avranno una nuova collocazione. Nella rilevanza dei problemi ambientali il centro avrà una nuova connotazione e responsabilizzazione. Sì, era tempo che venisse attuato questo disegno ed è stato fatto con una legge che io ritengo anche molto bella, se qualcuno la volesse leggere, la legge istitutiva dell'ARPA, cioè la Regione, il Consiglio regionale ha ritenuto di mettere assieme tutti coloro che si occupano a vario titolo dell'ambiente, quindi anche sprecando un po' di risorse pubbliche, perché se ci sono dei sistemi di monitoraggio gestiti dalla Regione, dalle province, dai grossi centri urbani, dalle università, ci ritroviamo ad avere reti che non parlano fra di loro perché hanno tecnologie diverse, che tutti devono manutenere in qualche modo, dati che non arrivano da nessuna parte perché magari uno li raccoglie e li tiene nascosti nei cassetti. Si è ritenuto di dire il monitoraggio lo fa un ente specializzato che si chiama Agenzia Regionale Protezione Ambiente, ARPAV, dove la V sta per Veneto ovviamente. In questo contesto il centro continuerà a fare il suo lavoro così come l'ha fatto fino ad ora, cioè non in maniera asettica al di fuori della storia, ma cercando, come fanno le cosiddette organizzazioni sensibili, cioè cercando un target oppure dandosi una mission, queste sono le parole che vanno bene nel mondo aziendale, cioè cercando uno scopo da conseguire, un problema da risolvere, muovendosi, adeguando e modificando anche la sua struttura in modo da risolvere questo problema. Se prima eravamo molto più orientati ai dati meteorologici, ora
possiamo dire che abbiamo una buona rete sul territorio, quindi possiamo lasciare perdere questo discorso che diventa più rutinario e dedicare la nostra attenzione maggiormente alla qualità dell'acqua, alla qualità dell'aria, ai problemi dell'inquinamento urbano, verso i quali io sono molto attento perché sono i problemi del domani legati anche alla qualità della vita, e quindi entriamo addirittura nel filone della salute umana. A tutti. Grazie a Placido Manoli, che vi ripeto, questa è un'intervista registrata che abbiamo fatto al dottor Crespi. Manoli è qui con noi dall'altra parte del CSIM, con il quale poi di volta in volta ci collegheremo per vedere i vari settori. Ora, come abbiamo detto, siamo col dottor Parati e col dottor Terranova per vedere questo centro che si articola come, dottor Parati? Ecco, il centro, come avevamo accennato in apertura, è una struttura che fa un monitoraggio integrato, quindi vi sono una serie di settori che vanno dalla struttura che si occupa specificamente del monitoraggio meteorologico a terra, quindi gestisce la rete di stazioni di telemisura. Perché c'è una rete di stazioni di telemisura? Innanzitutto cos'è la telemisura, perché sennò la gente non sa cos'è. Stazioni di telemisura vuol dire stazioni dislocate sul territorio in tempo reale con questo centro che può interrogarle in telemisura, appunto. Quindi ci sono delle centraline a etere? Esattamente, via radio, questo sistema che usiamo noi come collegamento, e in pratica questo permette di attaccarsi, di collegarsi in tempo reale con ciascuna delle 200 stazioni che gestisce questo centro. Quindi il territorio regionale è completamente monitorizzato? Esattamente, c'è una rete più specificamente agrometeorologica che è quella di pianura, e c'è una rete idrometeorologica che è quella che interessa il territorio montano della regione. In tutto sono circa 200 stazioni. E questo rete telemisura che vediamo scritto qui cos'è? E questo è l'ufficio che gestisce appunto questo sistema di stazioni, l'acquisizione dati e la preparazione appunto di questi dati negli archivi che poi vengono usati per i servizi. Allora andiamo dentro. Permesso, eccoci qua. Allora, quanta gente qua? Dottor Parati, questi chi sono? Si occupano della gestione del sistema di telemisura, cioè delle stazioni. Sono molti perché il lavoro da fare è giornaliero, molto pesante, bisogna, come dicevamo, interrogare 200 stazioni e computerizzati una mole di dati ogni giorno che è veramente rilevante, milioni di informazioni. Io non posso stare col cappello qua dentro perché fa caldo, allora mi tolgo. Vediamo un po' di spiegare bene cos'è questa rete di telemisura. A chi lo posso chiedere? Beh, direi che il responsabile del sistema di telemisura, per piacere, sì, Paolo Canella, può venire a darci una mano. Ecco, magari mettiamoci con questo splendido scenario, no, perché se andiamo contro luce mi dice il camera, quindi non lo faremo vedere dopo. Allora, spieghiamo un po' questa rete di telemisura. Sì, la rete di monitoraggio della Regione Veneto comprende circa 200 stazioni di rilevamento sparse appunto in tutte le province della Regione. Sono centraline automatiche di rilevamento che fanno un monitoraggio di una serie di parametri agro-idrometeorologici. Su questo dobbiamo cercare un po' di banalizzare. Allora, voglio dire, cosa sono i parametri agro-idrometeorologici? Sostanzialmente sono tutti quei fenomeni meteorologici, climatici ed agronomici. Per esempio, acqua, grandine? Ecco, per esempio la precipitazione, la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la bagnatura delle foglie, la radiazione solare, l'intensità e la direzione prevalente dei venti, tutto ciò che riguarda sostanzialmente il clima. Questo per raggiungere che risultato? A chi lo chiediamo? A Parati, a lei? Beh, questo soprattutto per formare innanzitutto una banca dati che permetta, facendo un'analisi di quelle che sono le statistiche, che permetta sia di prevedere come saranno i fenomeni nel futuro, sia di prevedere gli interventi in tempi brevi, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'agricoltura. Ecco, Parati, grazie intanto Canella. Allora, questa cosa dell'agricoltura moderna che necessita di una meteorologia d'avanguardia, ecco, in una battuta possiamo spiegarla?
Sì, assolutamente il supporto agrometeorologico è un qualcosa che caratterizza tutte le agricolture avanzate. Diciamo che forse in Italia siamo arrivati un po' per ultimi a capire la necessità di questi servizi periferici che dessero dei supporti operativi all'agricoltura. Però i risultati si vedono, diciamo che da circa 7 anni in cui questo centro è operativo abbiamo veramente avuto moltissimi riscontri, cioè in pratica quello che noi elaboriamo, i dati, le informazioni, le previsioni meteorologiche, operativo dell'agricoltura, e sia anche e forse soprattutto all'aspetto ambientale, quindi la riduzione dei trattamenti, l'ottimizzazione delle concimazioni, tutto quello che ha in effetti l'ambiente in termini di agricoltura. Bene, allora mentre invece qui noi che cosa abbiamo? Vediamo, qui c'è un... Sì, io mi occupo specificatamente del servizio idrologico. Nome? Adriano Barbi. Il servizio idrologico, questo settore il CSIM opera attraverso il monitoraggio delle risorse idriche presenti nel territorio regionale, principalmente nelle zone montane, quindi provincia di Vicenza e provincia di Belluno. Noi ci occupiamo quindi anche dei corsi d'acqua e quindi stiliamo dei bollettini annui, ad esempio qui possiamo vedere il bilancio idrologico. Giriamolo verso la camera, sì. Stiamo dando un'occhiata al bilancio idrologico per un bacino, il bacino del Piave, chiuso a Ponte della Lasta in provincia di Belluno. Queste stalattiti e stalagmiti cosa vogliono dire? Esatto, quelle di colorazione blu rappresenta la pioggia, la precipitazione caduta nel bacino durante l'anno, vediamo mese per mese. Tutto il 96? Questo è tutto il 95. Tutto il 95. Sono dati del 95. E in verde invece vediamo la portata liquida defluita lungo il corso del Piave, chiuso appunto a Ponte della Lasta. Cosa vuol dire, così per capire, cosa ci dice questo grafico? Ecco, qui diamo un'occhiata agli afflussi, quindi meteorici, quindi precipitazione totale nell'anno, che è di 1098 mm, i deflussi invece di portata liquida, sempre in millimetri, nel bacino, e così possiamo stilare appunto il bilancio idrologico, che è il rapporto tra gli afflussi e i deflussi. Cioè, se io non ho capito male, i mesi centrali sono i più piovosi per quella zona? Ecco, possiamo vedere appunto che il 95 è stato caratterizzato da eventi piovosi concentrati prevalentemente nel periodo primaverile, quindi maggio-giugno 95, sono stati abbastanza piovosi, mentre è stato molto secco, e questo è un dato anomalo, l'autunno dell'anno scorso, ottobre, non ha piovuto assolutamente niente. Mentre invece il 96 mi pare i dati adesso qua non li vediamo, ma sono un po' diversi. Il 96 è stato molto piovoso in autunno quest'anno, c'è stato un ottobre e un novembre molto piovoso in tutta la regione, soprattutto nei territori montani. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico, il 1996 è stato piovoso sempre e sono. E allora andiamo a vedere una centralina cosiddetta, prima mi prendo il mio bel cappello e andiamo a vedere questa stazione di rilevamento che poi è proprio qua fuori. Il dottor Parati, se cortesemente viene con noi, ci mostra allora questa centralina, questa stazione di rilevamento. Benissimo, allora andiamo a vedere la centralina di telemisura, prendiamo la giacca. Sì, fa freddo, non è che faccia freddo fuori, ma comunque c'è. Allora, cos'è, dicevamo, cos'è la centralina? Forse l'abbiamo già spiegata, ma lavora in automatico o c'è bisogno dell'intervento umano? Sì, le centraline sono totalmente automatiche, in pratica hanno una specie di computer adatto per l'uso in campo, in esterno, e interrogano periodicamente tutti i sensori, archiviano i dati in locale e sono poi sistemate e organizzate per spedirli in automatico alla centrale che è qui a Teolo. Dov'è la centralina? È su di qua. Allora andiamo a vedere. Eccoci qua. Qua siamo in pieni Colli Euganei. Vi ricordo che i Colli Euganei sono un parco, uno dei parchi regionali naturali della Regione Veneto, e vi anticipo fin d'ora che noi più avanti sui parchi regionali del Veneto dei servizi molto ampi. Questo avanti in primavera anche per darvi la possibilità di godere perfettamente delle bellezze dei parchi regionali del Veneto, che vi ricordo sono il parco del Sile, del fiume Sile, il parco dei Colli Euganei, questo il parco della Lessigna, e poi abbiamo che è quello della Dolomiti d'Ampezzo. Lo scenario, vedete anche qui, è stupendo, e immagino la centralina Dottor Parati sia questa alla nostra sinistra. Questa è una stazione che noi definiamo principale, nel senso che ha una dotazione di sensori. Tutti i parametri che teniamo sotto controllo sono qui rappresentati.
Passerei la parola però al nostro tecnico Paolo Canella, che brevemente può spiegare il significato dei singoli strumenti. Ecco, 2 secondi. Molto brevemente rivediamo l'anemometro, misura l'intensità del vento, l'anemoscopio che misura la direzione prevalente del vento. Quella specie di freccia, no? Esattamente, sì, la freccia. Questa cosa che sembra un giroscopio? E questo è un sensore di radiazione solare diffusa nell'aria praticamente. Cioè cosa vuol dire? Quanta luce c'è? Esattamente, i raggi del sole vengono misurati da questo strumento. Mentre invece queste altre 2 con queste fotocellule? Diciamo che quella è una stazione che viene usata per le prove in campo di funzionamento dei sensori. Abbiamo poi invece su un altro palo lì da solo abbiamo il pluviometro. Quel grande bidone. Esattamente, è un bidone che raccoglie l'acqua piovana e misura quanti millimetri d'acqua che cadono. Mentre invece questa vasca? Questa è la vasca evaporimetrica che misura l'evaporazione dell'acqua. In questo periodo poca, ma d'estate molta. Non è attiva nel periodo invernale, in effetti. Ecco, poi invece abbiamo ancora, diceva, un altro strumento lì che non comprendiamo. In quel palo in realtà ci sono diversi strumenti, c'è l'igrometro che misura l'umidità dell'aria, il termometro, chiaramente per la temperatura dell'aria. Questi 2 parametri vengono misurati sia a 2 metri d'altezza che a 50 centimetri d'altezza. Abbiamo poi la radiazione solare, un altro tipo di radiazione solare incidente, questa ad onde corte, e lo stesso sensore rivolto verso il suolo che misura la radiazione riflessa dal suolo. Bene, poi abbiamo questo grande palo trasmettitore con sopra un anemometro e anche un altro anemoscopio. Questo per poter verificare le differenze di intensità e direzione del vento che ci sono a 2 metri d'altezza e a 10 metri d'altezza. Allora, grazie. Noi adesso concludiamo, però chiederei prima alla telecamera se proprio di fronte a noi, in alto, può riuscire a inquadrare quel pallone che è, mi pare, il famoso radar del centro. Ne parleremo dopo, vero dottor Parati? Certo, quello è il radar meteorologico, quello è il Monte Grande, si trova a circa 550 metri d'altezza. Il radar è lo strumento d'elezione per controllare le precipitazioni in tempo reale su tutto il Veneto. Ne parleremo più ampiamente dopo. Adesso ci fermiamo qui perché è tempo di tornare un po' all'agricoltura e di tornare un po' ai nostri temi cari. E Veneto, 1/3 dei 15.000 produttori italiani di latte multati per aver superato la produzione fissata dalla Comunità Economica Europea, un allevatore su 3, con il rischio che la percentuale salga nella prossima campagna all'80% dei produttori. Una pioggia di miliardi di supermulte su cui finora è stata ottenuta solo una proroga dei termini di pagamento. Colpa loro? No signori, colpa nella maggior parte dei casi del Ministero delle Risorse Agricole. Sia nella campagna passata che in quella in corso le quote definitive sono state assegnate ad operazioni già concluse. Ecco allora la richiesta della Regione Veneto, che a Roma chiederà l'adozione di un decreto legge che attribuisca al Ministero il costo del superprelievo AIMA per le 2 campagne in corso. Un ulteriore passo in avanti di una battaglia che dura da tempo e che qualche risultato l'ha già ottenuto. Intanto è stato spostato al 31 gennaio il versamento del superprelievo. Si stanno con le correzioni dell'AIMA e con altri interventi si sta diminuendo l'ammontare della multa e crediamo di riuscire a fare ancora di più in questo senso. Però devo innanzitutto dire anche che mi dissocio apertamente da atteggiamenti rissosi e confusi che si sono verificati anche nella nostra regione, che da una parte si può anche capire, sì, però non aiutano a capire non solo il tipo del problema, ma non aiutano neanche a individuare proposte e soluzioni che da questi atteggiamenti assolutamente non si vedono. Ma il livello di esasperazione del mondo agricolo veneto è molto alto. La regione è la più penalizzata in Italia dalle nuove normative AIMA e dalla decisione del Ministero di gestire le quote latte a livello nazionale, anziché nell'ambito delle categorie produttive. Ci sono poi situazioni molto particolari di aziende che rischiano di cessare la loro attività per ridottissimi margini economici.
credo che da questo punto di vista dobbiamo essere più uniti, più attrezzati e anche consapevoli che le regole vanno rispettate e che quando le regole ci impediscono di svolgere bene il nostro lavoro bisogna pensare a politiche nuove. Politiche nuove significa che ormai anche in Europa il sistema delle quote non regge più. E nel frattempo noi siamo rientrati qui nella sede del CSIM di Teolo, sui Colli Ugani. Siamo sempre col dottor Palati. Qui dove siamo? Ecco, questo che stiamo vedendo adesso è l'ufficio meteorologico che si occupa appunto delle previsioni e della gestione del sistema radar. Il cuore? Sì, diciamo dal punto di vista previsionale senz'altro. Qua diciamo che l'elaborazione delle informazioni meteorologiche per la formulazione di previsioni in scala locale, cioè a livello veneto, la previsione meteorologica. Abbiamo un signore che immagino sia un meteorologo. Sì, buongiorno. Lei si chiama? Zardini Franco. Allora, Franco Zardini. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto una domanda tanto per introdurre. Io so che dovevo chiederlo anche prima, ma lo chiedo a lei, prego. Sì, che forse... Mi dicono che la professione del meteorologo ultimamente sta avendo un boom di interesse notevole, è vero? Abbastanza, nel senso che in Italia si sono creati molti servizi meteorologici regionali che affiancano, diciamo, il servizio dell'aeronautica militare con perché questo? Questo perché si è sentita l'esigenza di una informazione più dettagliata a livello appunto territoriale, quindi con delle previsioni che siano più mirate per il territorio delle diverse regioni. Ciascuna regione ha delle caratteristiche orografiche e climatologiche diverse. Di queste caratteristiche con un servizio meteorologico regionale che sia appunto mirato alla previsione sulle singole regioni. Una sorta di leghismo meteorologico? No, è perché chiaramente una previsione per un'area vasta quasi necessariamente ha un minor dettaglio. Se invece la previsione viene fatta per un'area limitata e il meteorologo acquisisce un'esperienza sul posto riguardo all'interazione dei sistemi meteorologici con l'orografia, che l'informazione può essere più dettagliata e quindi più utile per gli utenti. Allora, vediamo di entrare, amici, in questa sorta di città dei balocchi, perché qui ci sono molti colori, ci sono molti grafici. Lei stava lavorando? Sì, queste sono delle immagini radar riguardo all'evento di precipitazione di ieri e poi potremo vedere più in dettaglio su un altro monitor le caratteristiche di queste immagini. Comunque possiamo già dire che questa è la regione Veneto e questi sono degli echi di precipitazione. Che vuol dire echi? Perché il radar non è, cioè voglio dire, io so cosa vuol dire, ma dobbiamo spiegarlo anche ai nostri amici, cioè voi lavorate su che standard? Cioè il radar non è uno strumento che misura direttamente la precipitazione, quello che misura il radar è l'intensità di un segnale di ritorno che viene da un certo bersaglio, cioè il principio di funzionamento del radar è essenzialmente quello di inviare un segnale elettromagnetico, quando questo segnale elettromagnetico... Effetto Doppler? Anche però è un aspetto secondario, diciamo. Spieghiamo ai nostri amici, l'effetto Doppler è molto semplice. Quando voi siete, così spieghiamo, quando siete per strada e sentite un'ambulanza che arriva a sirene spiegate, quando si avvicina dal punto di vista a un certo frequenza del segnale fa un certo rumore e quando si allontana fa un altro rumore, cioè la frequenza del segnale cambia a seconda della velocità relativa tra l'osservatore e l'oggetto che emette il segnale. Ecco, su questa cosa che è acustica, cioè l'effetto Doppler, invece ormai è anche si è potuto usare dal punto di vista scientifico per fare molte cose, tra cui anche questa. Sì, riguarda tutte le onde elettromagnetiche, non riguarda solo le onde acustiche, vale anche per le onde elettromagnetiche. Lo vediamo là sopra nel cartello poi, esattamente l'effetto Doppler. Sì, quelle sono delle immagini. Diciamo che il radar può funzionare in due modalità, una modalità che viene detta non Doppler e una modalità Doppler. Quando viene usato in modalità non Doppler consente di determinare essenzialmente la posizione e l'intensità della precipitazione, mentre quando viene utilizzato in modalità Doppler
oltre a questa informazione abbiamo anche una informazione sullo spostamento delle meteore, della precipitazione, e quindi un'informazione sul campo di vento. Allora, qui siamo stati sul tecnico, adesso vediamo un po' delle cose un po' più concrete. Qui è il classico, mi pare la classica immagine da satellite che ci dice... Questa è l'immagine da satellite che ci mostra in pratica i sistemi nuvolosi su tutta l'area euroatlantica e anche in parte sull'Africa. Queste sono immagini che vengono dal satellite Meteosat e si tratta questa di una animazione di immagini prese ad ore successive che mostra appunto l'evoluzione e lo spostamento dei vari